una cosa che poteva benissimo, cioè simile è capitata a noi, ma poteva capitare proprio a noi la morte, questo orrore che hanno vissuto, che hanno passato. Si stava riprendendo Riccardo Canato, l'imprenditore di Mira, vittima lo scorso giugno insieme alla madre di una brutale rapina in casa. Aveva smesso di aver paura ed invece la notizia di quanto accaduto a Lignano Sabbiadoro, con i coniugi Burgato, prima torturati e poi uccisi, l'ha fatto riprecipitare nell'incubo. Le percosse, la cassaforte, unico obiettivo di questi malviventi la cassaforte, i soldi, il denaro, queste cose, le percosse, continue ed insistenti richieste di questa cassaforte, nonostante che noi quello che avevamo in casa gliel'abbiamo dato subito a queste persone. Senza contare che qualche giorno prima del duplice omicidio di Lignano, Riccardo Canato aveva subito un altro tentativo di furto. A far desistere i ladri soltanto l'improvviso arrivo della famiglia di ritorno da una gita fuori porta. Ci hanno rotto una finestra della lavanderia dove ancora non è stato installato l'allarme. Nel momento del rientro, incuriositi dall'abbaiare continuo e insistente dei cani, sono corso dietro casa e li ho visti fuggire dal canale, dall'argine del fiume. Quanti erano? Io ho visto un'ombra sola, uno solo passare, ma molto probabilmente erano in più di uno, perché anche nei giorni passati vedevo passeggiare delle persone sospette. Nella fuga, uno dei malviventi ha perso un cappellino che ora è al vaglio del RIS di Parma. Si cercano tracce che possano consentire di risalire all'identità di uno dei malviventi.